Maxi truffe sulle auto di lusso tra Veneto e Friuli con sequestri per oltre 1.200.000 euro nei confronti di un truffatore veneziano 37enne noto per la sua lunga carriera criminale. Il truffatore si faceva versare ingenti somme di denaro a titolo di caparra per l'acquisto di auto di lusso di importazione estera, la maggior parte delle quali mai consegnate. Il Maxi Blitz, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia, nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della Procura di Venezia. Sequestrati tra Venezia, Pordenone e Costa Smeralda 7 immobili e liquidità finanziarie depositate nei conti correnti personali e societari. Le frodi si protraevano da tempo, con il 37enne truffatore che, insieme ad alcuni componenti della sua famiglia e grazie ad un giro di diversi prestanome compiacenti, esercitava il commercio di veicoli tramite concessionarie intestate a terzi, evadendo gli obblighi fiscali e riuscendo nel tempo ad accumulare una fortuna per circa 2 milioni di euro. I beni oggetto di sequestro sono stati ora affidati alla gestione di un amministratore giudiziario.